Sicuramente l'evento di Refrontolo, del Mulinetto della Croda, dove sì, appunto sono morte quattro persone, ed è un evento che ricordo particolarmente, sì, innanzitutto per gli esiti tragici, e anche perché, insomma, ricordo che era un giorno di festa, ecco, stavano festeggiando e questo sì, mi ha colpito molto. Quella notte al Molinetto della Croda impossibile da dimenticare. Il ricordo maggiormente impresso, ma di tasselli nel puzzle della memoria ce ne sono tanti per Nicola Micele. Ultimi giorni nella Marca per il comandante dei Vigili del Fuoco che sta per lasciare il posto al suo sostituto, l'ingegner Giuseppe Lomoro. Che fa, comandante, ci lascia? Sì, è arrivato il momento. Mi dispiace tantissimo, questa è una splendida provincia, però è arrivato questo momento. Così nel dicembre scorso avevamo anticipato l'addio del comandante, trascorsi i mesi di iter burocratico, il saluto è alle porte. 5 anni alla guida del comando dei Vigili del Fuoco per l'ingegner Micele, classe 1967, che arrivò nel gennaio del 2014 per sostituire Agatino Carrolo. Treviso la conosceva bene, avendovi lavorato tra il 95 e il 2009 come funzionario tecnico. Una provincia decisamente impegnativa, dall'attività più ordinaria agli interventi difficili e pericolosi l'impegno è stato uguale, dentro e fuori la Marca. Ultimi in ordine di tempo, il supporto nel disastro della tempesta Vaia sulle montagne bellunesi, le esondazioni nell'area del Piave, ma anche, scorrendo il nastro del tempo, il terremoto nel triangolo Marche-Abruzzo-Lazio nel 2016, la tromba d'aria di Conegliano sempre nel 2016, l'incendio alla Chiari e Forti di Silea nel 2015, i tanti roghi spenti nelle abitazioni o nelle aziende di tutto il territorio. Porto con me certamente la professionalità dei miei collaboratori. Lascio un capitale umano sì, davvero significativo, davvero rilevante, persone capaci, colleghi capaci professionalmente, quindi che sono cresciuti in questi ultimi anni.